Amici bellini, forse è arrivato il momento di tirare le somme, perché il mercato ovviamente è chiuso, il Napoli ha speso, quanto ha ingaggiato, ci è convenuto, quindi facciamo un pochino chiarezza perché non mi trovo tanto con i numeri, cominciamo. No, perché veramente uno mi chiede qual è il tuo voto sul mercato e io vi dico 6,5, ok? Vi dico 5 meno, ma dobbiamo andare un attimo nel profondo, lo sapete come la penso. Vexa, benvenuto o benvenuta, Vixa, non lo so, benvenuti, iscrivetevi sul canale, io sono Valerio Fluido e mi interesso del Napoli, mi piace parlare di calcio e cerco quando è possibile di ricevere i vostri like se vi piace il contenuto, perché vado un pochino nel profondo per capire dove ci sono dei dubbi, ecco, e secondo me questo video può toglierci dei dubbi, ma alcuni secondo me rimarranno. Diciamocelo chiaramente. Allora, facciamo veramente un recap con un'analisi tattica. Ci spostiamo sulla zona di transfer market. Perché transfer market? Perché lo utilizzano tutti, anche se devo dire che è un po' approssimativo. Noi prenderemo varie fonti e le mixeremo tutte quante insieme per cercare di tirare delle somme un pochino più logiche, perché mi dice ma quando l'hai venduto a 40, a 57? Ognuno dice la sua. Andiamo per ordine. Gli acquisti del Napoli. Allora, il Napoli prende Lindstrom e transfer market lo porta a 30 milioni. Qualcuno dice 25 e c'è una bella differenza. Cioè, capite che già siamo in difficoltà, perché una cosa è 30 e una cosa è 25. Ma il cash flow, cioè i soldi che escono dalle casse del Napoli, non solo che tu dici, vabbè, 30 milioni, hai venduto Lozano a 15, sei sotto di 15 milioni, non funziona così, perché devi calcolare quello che è l'ingaggio, soprattutto all'ordo, devi calcolare gli ammortamenti, perché sì, il cash flow, il cash esce e va direttamente alla squadra che vende il giocatore, però il Napoli a bilancio non mette 30 milioni, lo sapete bene, quindi andiamo a vedere. Raspadori, perché transfer market porta l'acquisto di Raspadori, che a tutti gli effetti era un obbligo di riscatto, e c'è anche una bella curiosità dopo su perché il Napoli fa l'obbligo di riscatto. Andiamo a capire dov'è la convenienza nel fare questo tipo di operazione. Quindi si porta a bilancio, in questo caso non a bilancio ma a saldo, chiamiamolo saldo, 26 milioni per Raspadori. Simeone, il riscatto, ancora una volta, questo era un diritto di riscatto perché si è parlato, è scattato in automatico, ognuno ci ha detto delle cose diverse, teniamo i fili belli così uniamo i puntini. 12 per Simeone, Cajuste a 12, Nathan a 10 e poi una cifra che quando si tirano le sobrici, il Napoli ha comprato solamente Nathan e Cajuste, un attimo, perché abbiamo anche preso Khedira per 7 milioni dal Bari, cioè noi stessi col Bari, però sono due bilanci diversi, quindi vanno considerati queste come spesa effettiva. Dici della vendita si paga a se stessa, sì è così ma non proprio. Anche Caprile dal Bari a 7 milioni che poi abbiamo girato in prestito gratuito al Frosinone e all'Empoli. Poi ci sono i vari Obaretin, Petagna, perché Petagna si considera che torna però poi scatta l'obbligo di riscatto perché il Monza si è salvato. Insomma, varie operazioni che non sono degne di nota tra fine prestiti e ritorni di prestiti. Per quanto riguarda le cessioni, Kim Min-jae, e lo sappiamo, transfer market lo porta a 50 tondi. Io penso che loro arrotondano un pochino, ma non sono così tonde le cifre. Lozano lo portano a 15 milioni, Petagna 10 milioni, che quindi va messo a bilancio adesso. Dice, miracolo, l'abbiamo venduto no, io era un prestito, si mette a bilancio adesso. Luperto ancora ce lo stavano pagando, roba incredibile. E poi varie cose gratuite, Costa, Labriola, è andato via Zedatka, non si sa quanto. Vedete i prestiti che vi dicevo prima, compreso Folonuscio, eccetera eccetera. Lisacco, Marfella, poverino, svincolato proprio Marfella, mamma mia, qualcuno se lo compra, ci sarà una squadra di Serie B, Serie C. Quindi se questa è la situazione che ci dice transfer market, tra i 77 milioni che sono entrati per le cessioni e quelli che abbiamo speso che sono 104, il saldo che ci porta transfer
Transfermarkt è di meno 26 milioni e 50. Ma allora non vale quando i tifosi dicono devi cacciare i soldi, li ha cacciati, siamo in passivo. Cioè tra quello che abbiamo speso secondo Transfermarkt, che considera anche Raspadori, e penso che Raspadori sia una chiave perché erano soldi che tu avevi già in preventivo di spendere, però vanno adesso cacciati il resto della somma, siamo sotto di 26 milioni. Allora dici, come te lo potevi permettere un difensore più forte di Nathan che non costasse 10 milioni? Non te lo potevi permettere, sei già sotto. Ma andiamo un pochino più nello specifico. Facciamo un altro tipo di Ambrabam e prendendo quelle che sono le ricostruzioni di Calcio e Finanza, che voglio pensare siano un pochino più precise di Transfermarkt, che poi è un portale che viene spesso aggiornato dai procuratori, i procuratori mandano insomma le cose da aggiornare e il portale le aggiorna. Ma quanto è affidabile quando ci dicono il valore di Zielinski è 35 milioni e non lo sappiamo se effettivamente lo è. Il valore di Osimhen è 120, ma probabilmente il valore di Osimhen è di più, quindi Transfermarkt va preso con le molle. Qui abbiamo per esempio l'impatto sul bilancio che una cessione ti porta al bilancio, quello là successivo, che il Napoli dovrà consegnare, e a giugno si consegna. Per ora è solo disponibile sul sito del Napoli il bilancio del 2021-2022, quello per il 2022-2023 dovrebbe essere, ma di solito esce pubblico per tutti a gennaio, se all'anno prossimo. Di conseguenza guardate la cessione di Kim, che Calcio e Finanza porta tra l'altro a 57 e non a 50, c'è una plusvalenza reale di 47 milioni, quasi 48 milioni di plusvalenza. Poi tu devi andare anche a vedere che risparmi un ingaggio che tu tenevi a bilancio e che dovevi pagare perché il ragazzo è sotto contratto. Di conseguenza risparmi anche un ammortamento che dovevi continuare a fare. Il totale impatto di bilancio è di 61 milioni. Attenzione, è qua che poi cambiano completamente le cifre. Facendo questo tipo di calcolo, il Napoli ha un impatto positivo sul bilancio di quasi 90 milioni. Andiamo a vedere un attimo gli acquisti, dove in questo caso Calcio e Finanza non ci porta quello di Raspadori. Allora io devo capire perché se tu fai l'obbligo, qua ci guardiamo sempre nell'anima, se tu hai l'obbligo di riscatto nella stagione successiva dovrebbe essere adesso considerato. Calcio e Finanza non ce lo riporta, quindi sono dati parziali, noi dobbiamo tirare le somme su dati parziali, già questo non sarebbe corretto. Ma se volete lo facciamo un approfondimento con chi come Guido ci può anche leggere un bilancio e farci capire in parole spicciole quello che significa. Che non lo porta a 30 milioni ma a 25, qual è l'impatto? Perché il Napoli caccia Flo, diciamo 30, diciamo 25, ma l'ammortamento del Napoli lo sapete come funziona, non è regolare, e adesso andiamo a vedere, quindi l'impatto del bilancio per comprarti Lindstrom quest'anno tra ingaggio lordo e quello che fai di ammortamento è di 13 milioni e 6, quindi il Napoli non ha speso 30 milioni, quest'anno va considerato che ha speso 13 milioni e 6. Poi le società hanno i debiti, è chiaro, hanno i debiti con la banca perché devono avere la liquidità. Il Napoli è una società che non ha debiti con le banche, si è sempre detto così, no? Però per avere poi la liquidità è un paio d'anni che hanno fatto un paio di prestiti con Unicredit di 50 milioni l'uno, 52 milioni per avere la liquidità per fare questo tipo di operazioni. Ma il bilancio è da considerarsi in rosso ma sano. È difficile da capire, ma in rosso ma sa. Per tutti questi impatti positivi delle plusvalenze e del fatto che da un anno all'altro il Napoli abbassa il tetto ingaggi, abbassa le spese complessive della società, non aumenta sempre il fatturato, ma se abbassi le spese già è un impatto positivo e vuol dire che la società è florida e non c'è problema. Vedete Caiuste 12 milioni, ma no, al primo anno di bilancio ti costa 6,6, Simeone 6, Nathan 5, Caprile, perché lo devi mettere in conto che lo stai pagando tu in questo momento, 2,8, però l'ingaggio Caprile non hai ingaggio da pagare e ci troviamo, quindi ti costa 2,8, anche se hai dato 7 milioni a tuo figlio, praticamente ti costa 2,8. Zanoli eccetera eccetera. Ora facciamo il recap sulla questione dell'ammortamento per essere più precisi possibili. Ci sono due modi di fare ammortamento: l'ammortamento costante, cioè tu compri un giocatore, se gli fai un contratto di 5 anni dividi il prezzo che stai pagando
facciamo l'esempio, 50 milioni, il primo anno metti a bilancio 10 milioni, il secondo anno 10 milioni, eccetera eccetera, fino alla fine del contratto. Il Napoli non fa così, il Napoli utilizza l'ammortamento decrescente, alcune squadre non dividono equamente, e lo dice proprio che proprio il Napoli, per esempio, adotta questo schema. Contratto di 5 anni, il Napoli sta facendo molti contratti di 5 anni lunghi, anche i rinnovi, state notando, sono lunghi di 5 anni. Il primo anno il 40%, il secondo anno il 30% e poi a scendere il 20%, il 7% e il 3%. Questo cosa comporta? Che per esempio per un giocatore che era stato praticamente ammortato o ammortizzato negli anni, come per esempio Lozano, bastava 1 milione o 1,2 milioni per fare la plusvalenza a bilancio e considerarla una cessione positiva, anche se tu l'avevi comprato a 40, ne sono arrivati 15, è tutta plusvalente. Di conseguenza, prendendo sempre spunto da questi dati di calcio e finanza, il saldo non è più di 26 milioni in negativo. Vedete come viene spiegata qua. Quanto ha speso il Napoli? Tra entrate e uscite, quindi stiamo parlando di un saldo di 53 milioni in positivo tra le cessioni che hai fatto di Kim e degli altri e degli ingaggi soprattutto che hai risparmiato, con i nuovi acquisti che vengono considerati come impatto sul bilancio considerando il primo ammortamento più pesante e l'ingaggio lordo. Il Napoli ha un saldo positivo di 53 milioni. Se invece tu, come impatto positivo, se invece tu vuoi considerare il saldo semplicemente matematico, ho speso tot e ho guadagnato tot, secondo Calcio e Finanza siamo in negativo di 6 milioni e 8, non di 26 con i calcoli transfer market. Di chi vi volete fidare? Decidete voi. Questo perché facciamo questo discorso? E adesso prendiamo un'altra cosa, perché capiamo l'obbligo di riscatto e capiamo il risparmio sugli ingaggi. Vi metto gli ingaggi qua. Perché facciamo questo discorso? Perché molto spesso, quando poi si deve andare a giudicare la campagna acquisti, molti giornalisti dicono miracolo economico, un capolavoro di De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli, Meluso hanno fatto un capolavoro finanziario, perché vendere sotto questo punto di vista hai fatto la plusvalenza, eccetera eccetera. Va benissimo, ma partiamo da presupposti corretti? Cioè, le sappiamo bene le cifre? Li abbiamo letti questi bilanci? O partiamo da idee che ci siamo fatti? Kim 57 e invece era 50, Lindstrom 30 e invece 25. Quindi se facciamo il discorso sul capolavoro economico che stai facendo, è un conto. Se invece vogliamo giudicare i giocatori sul campo, quello che ti possono dare tecnicamente sul campo, ne è un altro. Ecco perché quando si dà il voto al mercato, e ve lo do il voto al mercato finale, non vi preoccupate, però vanno considerate tutte queste cose, perché non si può dire il Napoli quest'anno il primo acquisto è stato Raspadori e Simeone. Sì, ma se hai dato il voto al mercato anche l'anno scorso perché il Napoli aveva preso Simeone e Raspadori e quindi praticamente avevi sistemato l'attacco, e quante volte glielo vuoi dare il voto per questi due acquisti? Non si può ragionare così. Questi sono gli ingaggi, perché l'obiettivo primario di De Laurentiis, ce l'ha detto chiaramente, dopo gli anni della pandemia sono saliti, gli ingaggi erano troppo alti perché Napoli aveva puntato su dei giocatori probabilmente che prendevano troppo per quello che ti hanno dato in campo, si sono abbassati i fatturati perché il Covid ha creato quello che ha creato, quindi l'obiettivo primario era questo, e lo ha fatto bene l'anno scorso e sta continuando a farlo, perché questi sono gli ingaggi di adesso. Osimhen 4 milioni e mezzo, è bene leggere quelli lordi, che è il prezzo effettivamente che il Napoli li paga compresi di tasse. Osimhen ti costa quasi 6 milioni, non c'è nessun rinnovo, quindi al momento Osimhen 6 milioni, non abbiamo sentito il rinnovo di Zielinski, dobbiamo considerarlo 6 milioni e 4. Zielinski costa al Napoli più di Osimhen al momento, è importante dirle queste cose, altrimenti facciamo dei discorsi sulla base del nulla. Tu vedi Lobotka che c'è stato il rinnovo 4 e mezzo, Di Lorenzo che c'è stato il rinnovo 5 e mezzo lordi, Demme ti costa 3,2 lordi. Al Napoli Demme, che è ammortizzato completamente, conviene svincolarlo se non riesce in questa mini finestra di mercato dove c'è ancora il campionato turco aperto o l'Arabia. Se il Napoli non riesce a piazzare Demme, conviene svincolarlo. Non lo so a livello di se ci sono delle cause in corso, perché è sotto contratto e Demme può pretendere tutti i soldi che ha sotto contratto, ma al Napoli conviene svincolarlo o cederlo a zero, perché adesso ti costa 3,2 milioni per un giocatore che non gioca, che è fuori rosa, è un illogico assoluto. Ti conviene darlo in prestito, e ecco quando conviene accollarsi parte dell'ingaggio, perché risparmi.
perché risparmi. E anche venderlo a 1 milione, e tu dici lo vendi a 1 milione, hai risparmiato 4 milioni, puoi mettere come impatto positivo 4 milioni sul bilancio. Vedete il resto degli ingaggi che sono interessanti. Raspadori ha un ingaggio importante in questo momento da Tayuka, perché prende 4.6, prende meno Lindstrom, prende meno Anghissà, prende tanto Politano perché prende 4 di ingaggio lordo. E poi ci sono le cose assurde, perché Politano ti costa 4 milioni lordi all'anno, Elmas ti costa 1.9, Kvara ti costa 1.3, e poi sotto c'è una cosa che mi dà anche fastidio. Se sono veri questi numeri, questi dati, un Zanoli che è costretto a fare l'ombra di Di Lorenzo, e c'ha ragione quando il procuratore dice almeno mandatelo a giocare. Se veramente un giocatore di Serie A, che poi ha dei mezzi anche importanti e può giocare tranquillamente in Serie A in una squadra di media classifica, deve prendere 80.000 euro netti, cioè lui ne guadagna 80.000, al Napoli costa 150.000, è onestamente una vergogna. Non si può tollerare. Un giocatore del genere non può essere contento, non gioca mai e non guadagna bene. È un giocatore che non può essere contento, come Kvara, che se non lo rinnovi e se non lo porti almeno ai 2.2 che prende Politano o ai 2.5 che prende Raspadori come guadagno suo netto, se non lo porti là, trasferta al Real Madrid, il ragazzo resta là, e non lo biasimo nemmeno non puoi. E questo è importante, questo dell'ingaggio, per quelli che mi dicono Kvara se lo sono imparato, non sta segnando da mesi e mesi, non faceva più assist. Kvara prende 1 milione, che cosa vi aspettate di un giocatore che prende 1 milione? Che risolve tutte le partite da solo in dribbling? Prende 1 milione. Le partite le deve risolvere Politano, le deve risolvere Osimhen, le deve risolvere Zielinski e Lobotka, non Kvara. Attenzione. Ma anche per quanto riguarda la situazione degli ingaggi, se noi ritorniamo a una situazione di Amrabat meno tattico, quello è Calcio e Finanza, e voglio pensare che sia una fonte affidabile, ma DAZN fa questo articolo il 2 settembre, quindi 2 o 3 giorni fa, il monte ingaggi del Napoli, Osimhen è più pagato, e ci troviamo già Zielinski lo portano a 3 e non a 3,5. Qua parliamo dei netti. Eccetera eccetera. Vedete che già non mi trovo con Lobotka, non hanno aggiornato con l'ultimo contratto di Lobotka prende 3,5, non mi trovo. E se andiamo a scendere, anche perché lo stesso Calcio e Finanza non mi portava per esempio Gaetano, non mi portava quanto prende Gaetano. In questo momento mi fanno vedere che Gaetano prende 0,1, cioè 100.000, e mi dicono Zanoli 300.000. Non mi trovo, non mi posso mai trovare. Quindi quando mi chiedete un giudizio, io la mia risposta sul valore di un calciatore o su come si sta comportando economicamente il Napoli, su quali dati mi devo basare, mettetevi d'accordo. Cioè io faccio un appello all'ordine dei giornalisti, questi qua scrivono degli articoli, danno delle informazioni, qualcuno mente, qualcuno è male informato o qualcuno dimentica dei dettagli, e i tifosi, o il tifoso decide solamente di tifare forza Napoli, che veramente potrebbe essere la soluzione migliore, oppure quando si vuole fare informazione, quando si vuole fare approfondimento, mi dovete dare dei dati certi, altrimenti si parla di fuffa e si danno dei giudizi su cose non vere, come i minuti di Lozano, e si diceva che Gattuso l'aveva messo ai margini e invece Spalletti l'aveva fatto giocare di più. Non si può fare informazione così, non si può fare nemmeno commento all'informazione così. D'altra parte non vi volete fidare di DAZN, perché magari, anche se è abbastanza ufficiale, vai sul sito della Serie A, l'ho fatto vedere agli amici che mi seguono su TikTok, su Instagram, gli amici abbonati, vai sul sito della Serie A controllare le rose ufficiali che il Napoli ha consegnato. La foto di Contini non sia mai, povero Contini, non ci sta, e non ci sono ancora le foto né di Lorenzo Russo né di Lindstrom. Consideriamo Gaetano attaccante, perché no, e lo staff è ancora Luciano Spalletti e Dominichini. Stiamo parlando del sito ufficiale della Serie A. Io quando vi parlo di posizioni medie e di dati sul possesso fallo, io mi affido al sito della Serie A, mi devo fidare se questi qua non aggiornano la cosa basilare,
Rudy Garcia, Luciano Spalletti è l'allenatore ufficiale dell'Italia. Di cosa dobbiamo parlare? Quindi in base a questi dati il Napoli rispetto al 2022-2023, li vedete così, la spesa degli ingaggi netti che all'ordo, quindi l'anno scorso era 71 milioni, adesso all'ordo stiamo parlando di 68 milioni, quindi un risparmietto. De Laurentiis è riuscito a farlo con la cessione di Lozano, chiaro, poi lo puoi sostituire bene con Lindstrom, ma con la cessione di Lozano già hai fatto questo risparmio. Se vuoi andare ancora meglio ti devi togliere Demme, che è un ingaggio assurdo per quello che il ragazzo non ti dà. Stai pagando 3 milioni lordi, uno che ti serve come sparring partner in allenamento. Non si può fare, siamo pure uno in più perché Gaetano è il sesto, quindi non ha senso. Ma il Napoli ha fatto un miracolo perché ha trattenuto Osimhen, ma ha fatto pure una struzzata perché non è riuscito a piazzare Demme. Lo capite come si affronta la discussione? Quindi prima di arrivare a questo, che è l'analisi effettivamente di quello che abbiamo perso e di quello che abbiamo guadagnato in termini tecnici, perché poi mi interessa quello, l'ultima curiosità è questa qui, per capire la situazione di Raspadori, che secondo me è una cosa importante perché non ne ha parlato nessuno. Vi siete mai chiesti perché la società adottino lo strampalato accordo del prestito con obbligo di riscatto? In buona parte per eludere il rigido schema di ammortamento e rendere l'acquisto di un giocatore più amico del bilancio secondo le convenienze. Se un giocatore costa 30 milioni e si prevede 15 per il prestito e 15 per il riscatto, la società acquirente potrà scaricare il 50% del costo il primo anno e ammortizzare secondo lo schema che utilizza i restanti 15. Perché si fa questo? Semplice: se si ha un anno particolarmente fortunato con plusvalenze succulenti, per non pagare le tasse sull'utile bisogna trovare il maggior numero di costi possibili. Questa è una frase importantissima: per non pagare le tasse sull'utile bisogna trovare il maggior numero di costi possibili. Il Napoli ha tutta la volontà di non stare con il bilancio in positivo, perché su quei guadagni dice ho venduto benissimo, ho comprato poco, ascoltate, ci devi pagare le tasse. Se tu guadagni troppo ci devi pagare le tasse, di conseguenza vuoi delle spese. Ecco perché Lindstrom, benvenuto, va benissimo, così ci troviamo in pari e non dobbiamo pagare dei soldi inutili di tasse. Quando al contrario si preferisce, secondo una strategia, di incidere maggiormente sui bilanci futuri, quando ad esempio si prevedono plusvalenze maggiori, le società potrebbero accordarsi per un costo del prestito molto basso, 3 milioni, mentre i restanti 27 milioni andrebbero ammortizzati negli anni successivi. Questa è proprio l'operazione Raspadori. Cioè, il Napoli prende il primo prestito pagando 5, poi i restanti 26, 27, quanti erano, li paga l'annata successiva perché prevede plusvalenze maggiori e fatturato maggiore negli anni successivi e non nell'anno scorso. Di conseguenza, e ve lo dico così sottovoce, il presidente non pensava di vincere, di andare avanti in Champions League l'anno scorso, pensava di far bene quest'anno. Perché hai adesso una spesa maggiore, perché prevedevi quest'anno introiti maggiori andando più avanti in Champions League, magari con un terzo anno di Spalletti, magari con una squadra più affiatata. È capitato lo scudetto, è stata una cosa incredibile, ma forse non era nei programmi, cercate di capirlo. E poi ci sono i bonus. Ringrazio Robert Giannino, che scrive per un blog sul Parma, che è stato molto chiaro nello spiegare questa cosa. Ragazzi, in conclusione, lo so che il video è lungo, poco digeribile, ma spero di avervi tolto un pochino di dubbi al netto dei dati diversi che ci consegnano. Questa è lo schemetto, e mi piace che sia scritto su un foglio di carta, che feci con me stesso quando l'anno scorso si vendeva Ospina e venne Sirigu, si vendeva Manolas e venne Osterwolde. Io feci queste considerazioni con dei punti interrogativi, perché come lo sostituisci Ospina con Sirigu è una diminuzione. Ospina ti garantisce, Sirigu non sapevamo a livello fisico quanto poteva reggere, e infatti poi non ha giocato, sei andato poi a rimediare con Gollini, l'hai sostituito con Meret. Manolas con Osterwolde, ho pensato, non so quanto mi può dare, ma sicuramente mi può dare più di Manolas, perché Manolas era spesso infortunato, e ho fatto questo discorso. Hai venduto Fabian, l'hai sostituito con Dombelé, lascio il punto interrogativo, tant'è vero che non è andata benissimo, ma per esempio un Petagna sostituito con Simeone è andato più che bene. Di conseguenza faccio lo stesso ragionamento per quest'anno. Hai venduto Kim, l'hai sostituito con Juan Jesus, dobbiamo essere onestissimi, il titolare Juan Jesus. È una diminuzione, il Napoli ci è andato a perdere al momento, e sebbene Juan Jesus non è il
la colpa di tutti i mali del Napoli in questo momento è una diminuzione a livello tecnico evidente e credo che si possa definire oggettiva. Juan Jesus l'hai sostituito con Nathan, potrebbe essere questa una cosa che lasciamo come punto interrogativo, ma potrebbe andare bene, non so nell'immediato, ma nel futuro sicuramente Nathan ti può garantire sia sul campo sia nelle casse sicuramente di più di Juan Jesus. Hai sostituito Ndombele con Cajuste, io mi lascio il punto interrogativo, vediamo quanto sarà utilizzato, ma credo sia una cosa positiva, il ragazzo mi è sembrato più voglioso perlomeno. Hai sostituito Lozano con Lindstrom, le caratteristiche sono diverse, però ad uscita poi corrisponde l'entrata di Lindstrom. Mi lascio il punto interrogativo per motivi tattici più che altro, perché non so quanto Lindstrom sia un esterno destro a tutti gli effetti, però mi sembra il ragazzo che abbia degli spunti, abbia velocità e quindi lo lascio come possibilità positiva. Hai sostituito Spalletti con Garcia, non dico che sia una diminuzione al momento, fare bene come Spalletti era difficile anche per Spalletti quest'anno, se fosse stato riconfermato, se avesse deciso di rimanere, era difficile anche per lui fare altrettanto bene. La partita con la Lazio la poteva steccare anche Spalletti, come è capitato l'anno scorso tra l'altro. Quindi mi lascio un punto interrogativo e mi lascio un punto interrogativo sul percorso Giuntoli-Meluso, perché Giuntoli ha avuto tanti anni per creare la sua rete e per conoscere De Laurentiis, per smussarne gli angoli e lavorare bene con De Laurentiis. Tra grandi acquisti, grandi cessioni, qualche flop, ha fatto molto bene e non c'è dubbio. Di Meluso dobbiamo aspettare per poterlo giudicare, e sarebbe anche generoso giudicare Meluso visto che sappiamo che quest'anno De Laurentiis ha preso tutto un po' in mano, e per come avete visto come si fanno i bilanci, quanto devi, non è c'ho 30 milioni in tasca e lo compro, non funziona così. Ecco perché serve un Chiavelli e serve gente che legge i bilanci come noi leggiamo il Topolino o Diabolì. Poi resta il dubbio perché Dem è ancora qui, e i dubbietti di te sei rimasto con Gaetano, con Zerbin, e in rosa c'è anche Lorenzo Russo, Lorenzo Russo in questo momento è il centrocampista giovane che Garcia sta convocando al posto di Dem, altra cosa che non mi spiego, non capisco, non riesco a spiegarmela tecnicamente, perché tanto non giocherà Dem, non giocherà neanche Russo, è più facile che entri Gollini a centrocampo, e si deve capire cosa si vuole fare con Gaetano se non l'hai mandato via a giocare, quanto giocherà Gaetano, quanto giocherà Zerbin. Te li tieni un Jolly? Io pensavo ti potessi tenere un Zerbin Jolly per quando magari capitano i raffreddori, le squalifiche, si accavallano le coppe, però al momento questa è la situazione, e per me è un mercato. Mi sono bloccato perché devo formularla bene questa frase. Per me è un mercato insufficiente, perché la squadra che vince il campionato, secondo me, deve comunque cercare di rinforzarsi, perché quelle che ti stanno dietro non stanno a guardare e si rinforzano, o almeno tentano di rinforzarsi per colmare il gap. Se tu perdi Kim, che è stato il miglior difensore della Serie A, e lo sostituisci con Juan Jesus, il mercato è di per sé insufficiente. Se tu vuoi dare al Napoli grandi meriti per aver trattenuto Osimhen, va bene, diciamocelo, ma quelli sono giocatori sotto contratto, non può essere un plus. Che De Laurentiis è stato chiaro, e Osimhen è un giocatore serio che ha detto il boss è lui, io ho il contratto, non punto i piedi. Trattenere Osimhen è un motivo di vanto sul mercato? E allora ci dobbiamo mettere anche aver comprato Simeone. Non ti cambia quello che era la stagione dell'anno scorso, tu devi partire da quello. Se vendi Osimhen vai sotto 0 come voto. Quindi per me è un mercato insufficiente al momento. Si può dare 5,5, si può dare 6 meno, se poi Lindstrom ingrana, se Cajuste non deve giocare bene, Cajuste deve far giocare bene Anghissà, ascoltatemi bene, se Cajuste fa giocare bene Anghissà e se Nathan colma il gap e lo cominciamo a vedere fresco, bello, un giovanotto che ci fa vedere come Ciao ha fatto nel Milan, subito entrato nei meccanismi ed è diventato titolare, allora questo 5,5 diventa un 6,5-7, perché hai mantenuto l'impianto, però ci hai aggiunto delle cose, perché al momento, se tu fai un confronto con le altre squadre che si sono mosse sul mercato, a me non piace il mercato della Roma, però quello dell'Inter è interessante e quello del Milan è molto affascinante. E al momento sono le due squadre che mi sembrano davanti a noi per quanto fatto d'estate, anche con difficoltà, perché stanno in difficoltà economica, però sono riusciti a piazzare dei colpi, e anche per l'impatto che hanno avuto sul campionato. L'impatto dei nostri sul campionato nuovo: Juan Jesus,
Nathan, Cajuste, Lindstrom li dobbiamo ancora aspettare. Di conseguenza, questo è quanto. Fare un mercato da 5,5 sulla carta significa arrivare fuori dalla Champions, significa non vincere lo scudetto. Non è detto, perché questo mercato qua era da considerarsi secondo me da 6, tra punti interrogativi, tra frecce in alto e frecce in basso. La freccia K2 Kim era in basso, ero convintissimo, dice, non può far bene, ma non può mai far bene quanto K2, senza dubbio. Però la differenza che nessuno sta considerando quando si valuta questo mercato è che un uomo hai perso e l'hai sostituito con Garcia, e quello era garanzia che almeno gli ingranaggi funzionavano in un certo modo. Da New York, azzurro fluido è tutto. Se vi ho chiarito delle idee, lasciate il like finale. Lo so, è lungo, è lunghissimo, 35 minuti, non lo so quanto sia durato, però è l'unico modo che ho per affrontare certi discorsi. Non posso dirvi il mercato ha speso 15, ha venduto a 5, il mercato è ottimo, 7 sul mercato. Li lascio fare altri questi tipi di approfondimenti qua, che siano altri youtuber o che siano giornalisti professionisti. Io non me la sento da come proprio affronto la vita, di conseguenza lascio a voi il resto dei giudizi.